Un'intera finanziaria destinata al comparto forestale. 200 milioni tra il nuovo testo e i fondi europei saranno destinati alla prevenzione di boschi e, novità assoluta, salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico. Budget che però si sono subito allertati di riferire dalla CGIL sarà insufficiente, dunque a giugno servirà un'altra manovra correttiva per assicurare nuove risorse. Forestali e stagionali cominceranno a lavorare entro fine marzo, grazie soprattutto ai fondi europei. I primi a cominciare saranno i cosiddetti 151isti, impegnati cioè per 151 giorni di lavoro. Successivamente partiranno anche i 101isti, subito dopo l'approvazione finale della finanziaria e solo alla fine, ossia entro luglio, partirà la sessione dei lavoratori a 78 giornate. Questi lavoratori non si occuperanno solo di prevenzione antincendio, che l'anno scorso non riuscì a sventare gli oltre 400 roghi in Sicilia nel periodo estivo, ma si occuperanno di realizzare e curare anche percorsi naturalistici. Il primo progetto, ha dichiarato l'assessore all'agricoltura Dario Cartabellotta, è quello che prevede la realizzazione di un itinerario da 140 km che collega Monte Pellegrino a Santo Stefano di Quisquina. Poi ci si sposterà sull'Etna e infine verranno sistemati i sentieri delle Eolie. L'accordo, ha spiegato Gaetano Pensabene, segretario regionale Will a Will, rompe finalmente il muro delle giornate prestabilite. Ogni categoria ne potrà svolgere più delle 78, 101 o 151 garantite negli anni scorsi. Il tutto passa dall'approvazione di un emendamento che Cartabellotta e Crocetta si sono impegnati a presentare nella finanziaria bis che sta per approdare all'Ars. Insomma, i forestali possono dirsi salvi ancora per un altro anno, anche se, per permettergli questo lusso, la Regione dovrà tagliare fondi importanti a diverse associazioni escluse dalla nuova manovra finanziaria.